Buongiorno a tutti ragazzi, come avevo promesso stamattina il giornale è uscito, quindi diciamo che come ben potete vedere l'articolo di giornale è uscito stamattina. Quindi ringrazio le cronache di Salerno, ringrazio Tommaso D'Angelo che è il direttore e ringrazio anche la giornalista Erika Noschese che ha fatto questo mio articolo, quindi io ho chiesto aiuto al giornale perché è un anno e mezzo che sono a fare denunce, però qua non si prende nessuna via, quindi quindi ho dovuto per forza andare per il giornale. Sono stato ieri sotto la questura e ho avuto discussioni, quindi sono ricorso purtroppo, come avevo promesso, al giornale. Quindi ringrazio da parte mia, da tutto il canale, Tommaso D'Angelo che è il direttore delle cronache di Salerno. Ringrazio Erika Noschese da parte mia, da parte di tutto il canale, per l'articolo che hanno fatto, sulla mia storia, che dura già da troppo tempo. In effetti è un anno e mezzo che va avanti questa storia, quindi si deve chiudere questa storia perché davvero è un troppo, non lo so, non si può vivere così, sempre essere minacciato. Come potete leggere, l'uomo ha più volte ricorso alle cure mediche a causa dello stress a cui è sottoposto ormai da 12 mesi. Quindi, per chi non lo sapesse, ragazzi, io è da un anno e qua passa che sono in cura presso l'igiene mentale di Salerno perché, ho attacchi di panico, in effetti, ma non di paura, in effetti, quindi perché non so se questa arriverà o non arriverà sotto casa, quindi come poi devo agire e quindi mi provoca uno stato d'ansia, quindi sono in cura presso l'igiene mentale proprio a causa di queste minacce, quindi ho mandato tutta la documentazione giustamente al giornalista, quindi dovevo dare delle prove, le ho mandato tutte le denunce, tutta la certificazione che sto in cura, diciamo, dall'igiene mentale, quindi ho dato tutto, ciao Francesco, ho dato tutto l'incartamento e quindi la giornalista ha visto, tutto che era vero, tutto, e ha fatto il suo, articolo sul giornale. Quindi adesso vediamo se la questura di Salerno si muoverà, se il tribunale di Salerno ancora perderà tempo. Quindi adesso io credo che devono muoversi, anche perché non è bello vedere che il giornale di Salerno, quello principale, fa un articolo dove dice che è un anno e mezzo e io sto ancora qui ad essere minacciato da una che non so neanche, quindi diciamo che non la so neanche questa. Quindi solo perché ho YouTube, difatti qua lo dicono, il suo carnefice vivrebbe ad Agropoli, le minacce vanno avanti da agosto 2018, prima tramite social, che sarebbe YouTube, e poi via SMS. Quindi ragazzi, io ve l'ho detto, anche voi siete state vittime di questa persona, come sapete, lo sapete bene tutti quanti. Io ho dato anche i vostri screenshot, con i vostri falsi nomi, perché in effetti, ciao, buon lavoro Francesco. E che mi sono rivolto al giornale proprio per cercare di finire questa storia, anche se oggi già l'avvocato penale partirà per il tribunale, quindi ho dovuto mettere per forza un avvocato penale. Purtroppo ho dovuto cercare, anzi, un avvocato proprio per lo stalking, come lo chiamano, questa parola strana per me. Quindi ho messo proprio un avvocato proprio appositamente per questo tipo di cosa, quindi uno che fa proprio queste cose qui. E quindi vedremo che cosa succederà. Quindi alla fine non lo so ragazzi, io ringrazio, ripeto, le cronache di Salerno
il direttore è Tommaso D'Angelo, un ringraziamento da parte mia, come pure la giornalista Erika Noschese, che anche lei mi conosce perché io ho fatto i mercatini di Natale e lei camminava per i mercatini di Natale e quindi la conosco. Quindi sa che persona sono, mi conosce, comprava i formaggi da noi, quindi sa che tipo di persona sono, quindi mi conosce bene bene bene. Quindi ho, ieri ho fatto casino un pochino e nessuno mi ha voluto dare ascolto e quindi solo così posso arrivare diciamo, per arrivare alla soluzione finale che sarebbe porre fine a questa cosa qui che purtroppo, come vi ripeto, va avanti dal 28 di agosto, quella ufficiale, ma in realtà lei aveva già iniziato molto prima, quindi i primi mesi io pensavo che era un ragazzino che voleva giocare, quindi adesso ci sta quello di Varese, Francesco, quindi fa Torino, Varese e Milano, mi pare. Ancora non so quale, però io la verità ti dico una bugia. Quindi diciamo che la storia va avanti molto prima della mia prima denuncia. In effetti era già iniziata con la prima storia di un Alessio Morro, Alessandro Morro come si chiamava, tutto così con la faccia di Gabriel Carco che io ho stampato, ho protocollato, quindi sta in mano al giudice, quindi ho le prove al 100%, se non dire al 1000 per 1000, quindi ha iniziato con questo, diciamo, account falso. Quindi da lì poi è partita, diciamo, tutta sta storia che fino ad oggi, che diciamo stiamo a fine ottobre qui, quindi è passato molto molto tempo, quindi ho provato a convincerlo, ho provato a parlarci, ho provato pure con le, no con le brutte, ma a dire se non la finisce vengo qui, vengo lì, giusto per la farla mettere paura, ma che nulla, quindi io ho detto tutto chiaro chiaro al tribunale, alla questura di Salerno, l'ho detto bella bella, quindi diciamo che io l'ho fatto pure di proposito, dico vengo ad Agropoli, vengo, ma lei non se ne importa proprio, anche se non ci sono mai andato lì, quindi partiamo che voleva vedere che cosa faceva, in effetti non se ne è importata proprio, quindi ha continuato con le sue minacce, quindi ieri mi reco di nuovo in questura e mi contestano che sto sempre lì, che faccio le denunce, mi contestano questa storia e dico guarda, ma se quella fa tutti questi messaggi mica è colpa mia. Dovrei venire tutti i giorni come regola faccio, perché quella arrivano tutti i giorni, non lo faccio tutti i giorni, però vengo ogni 15-20 giorni e, e ti porto diciamo, tutte le minacce che mi fa personalmente sul mio numero di cellulare con tanto di suo numero visibile. Quindi più di questo io che gli devo portare al Tribunale di Salerno e alla Questura di Salerno che hanno in mano questa cosa mia. Quindi io ho provato tutte le prove. Sanno chi è, sanno dove abita, sanno dove sta. Cioè che devo portare più lì? Cioè alla fine sappiamo tutto di lei. Quindi penso che sia anche il momento di agire. Massimo, ma il problema non è il karate, come dici tu, perché io so difendermi. Il problema è che non possono passare guai così, perché io mi devo difendere e passare un guaio così, non soltanto stupido, Massimo. Io, cioè, non voglio fare nessun guaio, non voglio bisticciarmi con nessuno, voglio stare solo tranquillo, quindi io non voglio imparare nessun karate, io so difendermi da solo, però non voglio farlo, quindi non è un problema di violenza perché io di violenza non me ne importo proprio, quindi io voglio solo che la giustizia faccia il suo corso e basta. Io non mi permetterò mai di mettergli le mani addosso, quindi quante volte gliel'ho detto, ma io se verrebbe qui, io sinceramente la cosa che faccio è promesso, la metto su una panchina e aspetto che arrivano i carabinieri, la polizia, quindi non le farò nulla. Anzi, io cercherò di mantenerla solo perché deve arrivare la questura, quindi puoi stare sicuro che io la forza che ho
la manterrò ferma finché non arrivano la questura, carabinieri, finanza, chi arriverà per prima, quindi quello è il mio scopo, quindi cosa che lei non ha mai fatto, non è mai venuta qui, solo che andare lì ragazzi è come se dopo lei mi potrebbe denunciare a me e dire che io, sì, sì, dopo vado io nel torto, quindi io non mi permetterei mai di fare una cosa di questa, però va fermata, quindi devono vedere come fermare questa persona, se ha problemi, non lo so, però allora, se ha problemi, allora intervenisse l'igiene mentale, io non lo so poi se lo fa di proposito, se ci sono problemi, non lo so, questo lo deve decidere diciamo la questura, l'igiene mentale, io non posso decidere se una persona sta bene mentalmente, se lo fa di proposito, oppure se è capace di intendere e di volere, questo io non lo so ragazzi. Quindi questa è una cosa che se la devono vedere loro, quindi io non posso giudicare. Però una cosa è certa, è un anno e mezzo che va avanti sta storia e non hanno fatto nulla, cioè solo ho fatto tante denunce, ha avuto un avviso, una cosa, però alla fine ragazzi non si è concluso nulla. Perché lei, anche dopo l'avviso del giudice che non poteva più contattarmi, ha continuato con le sue. Giuliana, io non lo so, lo deve decidere, diciamo, l'igiene mentale, credo. Sono loro che decidono se uno sta bene, se uno no, se uno finge, se uno non finge. Quindi io, come potete leggere i messaggi, ragazzi, io vi faccio leggere i messaggi questi qua, vedete? Non sono messaggi, diciamo, socievoli. Quindi, come potete vedere, sono messaggi, diciamo, un po' pesantucci, diciamo così, vai. Non voglio dire proprio pesanti, pesanti, però abbastanza. Quindi sono proprio minacce, minacce, minacce. Quindi qua non si tratta di. Qua si tratta proprio di. O non so, ragazzi, voi leggete le prime frasi a sinistra, guarda qui. Leggete dopo sta scritta Erika hanno scritto sulla sinistra, leggete il messaggio che ha mandato. Poi ditemi voi se sono messaggi da mandare a persone, io non lo so, io non è che giudico io ragazzi, quindi come potete vedere sono tutti messaggi che mi arrivano proprio sul mio cellulare. Qualcuno mi dice Giuseppe cambia il cellulare, ma perché devo cambiare numero? Perché lo devo fare? Che cambierebbe? Dopo arrivano i messaggi su YouTube? Ciao Maria. Quindi non cambierebbe nulla, ragazzi. Invece di arrivare sul cellulare. No, no, guarda, ieri, ieri pomeriggio ho messo un avvocato penalista molto bravo. Quindi oggi già sta sul tribunale di Salerno e purtroppo mia mamma mi aiuterà, diciamo, a pagare questo avvocato perché ragazzi, questi avvocati si prendono una barca di soldi. Qui soldi non è che ce ne stanno tanti, non è che io sono ricco, ragazzi. Quindi in effetti mia mamma e mio padre mi aiuteranno, mi pagheranno l'avvocato, questo qua. Quindi questo è un avvocato di Napoli, quindi risolverà la situazione, ha detto in nulla. Quindi gli ho spiegato, gli ho mandato tutte le copie originali, tutto, tutto, tutto. Questo è un avvocato proprio per questi reati di stalking, come si dice, ragazzi. Sta parola per me è strana, vabbè. Quindi sicuramente l'avvocato già stamattina sta sul tribunale. Quindi a parte diciamo il giornale che è uscito stamattina a Salerno, poi stamattina l'avvocato è già andato in tribunale, quindi vediamo che succede. Tanto come diciamo noi, più nella mezzanotte non può venire, quindi non possiamo farci nulla, quindi dobbiamo solo attendere adesso che cosa succede. Sì, lo so, ma al finale, sai che cos'è? Che dopo incomincerà a minacciare tutti quanti voi, capite, ragazzi? Allora io c'ho il numero, guarda, guarda.
Il problema è che se io cambio numero, ragazzi, incomincia con tutte quante voi, quindi sul canale incominceranno con me perché io la blocco. Dopo incomincerà tutti quante voi a fare come ha fatto sempre e quindi voglio evitare che andate sotto voi. Sì, Ale, lo so che ti ha clonato di nuovo, lo so, purtroppo lo so. Io l'ho detto pure alla signora questa qua la giornalista che lei difatti lo scrive che fa tanti account da fare, quindi è un profilo maschile che sembra di essere un fake, ovvero un contatto falso. Quindi sta scritto sul giornale. Questa è solo una parte perché un'altra parte non c'entrava, ragazzi, ma continua, diciamo, la pagina, solo che io non riesco a mettercela tutta dentro perché ho provato ad impicciolire, ma il giornale è molto più grande. Quindi al finale, ragazzi, adesso quando riusciranno, quando il giornale verrà sicuramente visto in polizia dal tribunale, questi si dovranno per forza muovere. Quindi adesso già immagino che sarà di opinione pubblica, perché già adesso tutta Salerno mi sta chiamando e dice Giuseppe, ma che è successo? E Giuseppe, ma che è stato? Abbiamo visto il giornale, quindi questo giornale è molto visto qua a Salerno perché questo diciamo è il principale giornale di Salerno. Quindi oggi ho avuto un sacco di chiamate da persone che conosco da tutta Salerno e da Matierno poi. Dice, beh, ma che sta succedendo? Stamattina abbiamo visto sul giornale e no, dopo ti bloccano avvocato e non le scrivere le brutte parole perché te le cancellano. Quindi diciamo che tutta Salerno adesso sta con questa cosa, diciamo, in bocca, quindi perché diciamo questa è apparsa nella pagina principale del giornale, quindi immaginate che stamattina tutta Salerno ha comprato il giornale e tutta Salerno poi ci conoscono, non dico tutti, ma la metà di Salerno ci conosce e quindi hanno cominciato a chiamare a mio papà, a mio fratello, a me, che sta succedendo. Quindi diciamo è un giornale molto letto da Salerno, Salerno città, ma anche Salerno provincia, quindi non è solo di qua, quindi pure ad Agropoli, Cava dei Tirreni, tutto diciamo Salerno, che poi Salerno è grande in effetti. Quindi io ripeto, ringrazio Tommaso D'Angelo che è il direttore del giornale, Erika Noschese che ha fatto questo articolo, che è la giornalista, quindi li ringrazio entrambi che hanno sentito la mia storia e hanno fatto un articolo, diciamo, per aiutarmi, diciamo. Sì, sì, ci sta su internet, sì. Devi scrivere le cronache di Salerno. Quindi, più di questo, ragazzi, io non posso fare. Abbiamo fatto tutto, in effetti, tutto quello che c'era da fare. L'unica cosa che adesso farò sicuramente, se ancora non riescono a risolvere il problema entro 10 giorni, arriverà le Iene. Quindi già ve lo confermo da adesso che arriverà Giulio. Quindi io già l'ho contattato, quindi abbiamo fatto con Cronache di Salerno. Dopo andremo su Italia 1, quindi questa è una prima mossa solo, quindi vediamo come si comportano adesso, poi andremo con la seconda e quella lì sarà molto, un botto molto pesante, quindi arriveranno le Iene. No, vabbè, io voglio, Massimo, io voglio risolvere proprio la situazione completa, deve finire e basta, no? Non devo difendermi con lo spray o altre cose, no. Deve porre proprio termine. Quindi devono vedere che devono fare. Quindi aspetterò, adesso l'avvocato sta già in tribunale, aspetterò un'altra decina di giorni, dopodiché arriveranno le Iene. Quindi con le Iene si andrà direttamente, diciamo, sotto al Tribunale di Salerno a capire perché questa cosa non si finisce, cioè questa causa non arriva. Quindi il problema sarà proprio questo, dire perché dopo un anno e mezzo la causa ancora non si è fatta. Le prove ci sono, i fatti ci sono, quindi tutto c'è. Solo che il problema ogni volta che vado sul tribunale a domandare quando non si può dire, non te lo posso dire, è una cosa fatta, è una cosa così e comunque si va avanti così. Quindi sempre a dire che certe cose si possono dire, certe cose non si possono dire e quindi aspettiamo a quando ti chiamano, cosa che
dopo un anno e mezzo, ma sì, è dopo un anno e mezzo che vado lì, quella ti dice no, io non posso fare, ci sono i tempi, si deve fare così, e comunque. Sì, sì, no, io ho contattato le Iene, non Striscia le Notizie, quindi verrà sicuramente Giulio Colia, quello lì con la barba. Quindi già l'ho contattato in effetti, lui voleva venire, solo che ho detto aspettiamo, può darsi che risolvo la situazione, quindi credevo, anzi, diciamo così, che la legge avrebbe fatto il suo corso, cosa che non ha fatto, quindi purtroppo adesso vediamo col giornale e poi vedremo che cosa succederà dopo. Quindi per adesso ci siamo affidati al giornale, diciamo, principale di Salerno che io ringrazio. Quindi ringrazio Tommaso D'Angelo che è il direttore, l'Erika Noschese che è la giornalista che ha fatto questa mia storia, quindi speriamo che finisca ragazzi questa storia, quindi speriamo che sia la volta buona che si ponga fine a questa, diciamo, questa, diciamo, è un anno e mezzo, ragazzi, dai. Io capisco che uno si può imbanchire di una persona, però no così, ragazzi. Cioè, minacce così, no. Quindi, purtroppo, anche il mio stato mentale è stato sottoposto, diciamo, a stress, ma non stress perché mi dice a mia mamma, a mio papà, quindi con la testa tu vai da tante parti, quindi io stanotte sono sceso addirittura alle 3 mi ha mandato un messaggio che stava vicino alla casa di papà e io sono dovuto scendere alle 3 di notte a vedere se questa stava in giro qua sotto, quindi non è che io abbia paura, però che ne so, papà, diciamo, mamma, diciamo, è anziana, papà non è più forte come me, quindi papà, diciamo, non è più, anche se la forza ce l'ha ancora, però giustamente, che ne so, se arrivano due, tre, quindi diciamo non lo so, invece se arrivano da me due o tre, diciamo che li posso mantenere ancora bene perché ringraziando Dio la salute ce l'ho. Quindi, però papà è un po' più anzianotto, quindi non vorrei che andrebbero lì due o tre persone e papà non ha più la forza neanche come me, quindi prima ce l'aveva, ma mo adesso papà ha 65 anni, quindi sono dovuto scendere stanotte alle 3, ho preso due ragazzi che ho trovato qua sotto, siamo girati un po', ma non posso fare questo sempre ragazzi, cioè non posso girare di notte due o tre amici e girare qui, anche se gli amici stanno giù già, quindi non li devo chiamare, li devo solo dire ragazzi venite un attimo con me, ma non possiamo fare questo tutte le notti, cioè questo arriva un messaggio alle 3 sto davanti alla porta di tuo papà, adesso gli rompo la testa e io devo correre davanti alla porta di papà a vedere se sta questa lì. Quindi non possiamo stare qui, anche pure i ragazzi qua di Matierno al finale, io l'ho detto, non è che possono stare con questa persona qui, che anche giustamente qua, come ripeto ragazzi, è un ambiente diciamo dove ci stanno bambini, questa, non sappiamo se questa mentalmente sta bene oppure no, quindi che ne sappiamo? Qua abbiamo i bambini che stanno nel cortile, io l'ho detto a quest'ora, al vicequestore, l'ho detto a tutti, cioè qua stanno i bambini, che ne sappiamo questa signora se davvero lo fa apposta oppure non sta bene, io non lo so ragazzi. Quindi deve essere valutato con massima urgenza, perché pure le persone qui adesso di Matierno, giustamente, sono un po' preoccupati pure loro. Dicono, ma questa fa che viene quando ci stanno i bambini e fa un casino qua. Quindi, come vedete, ragazzi, la cosa non è tanto facile come la pensiamo noi. Noi pensiamo che siano solo dei semplici messaggi che da me o a voi, però brava, il problema è quello, non sappiamo se lo fa giusto così di proposito oppure se davvero la mente non è sana, diciamo, ragazzi, io questo non lo so. Quindi questo, perciò io dico va fermata prima di tutto per vedere se lo fa apposta oppure ci sta qualche problema. Io quello gli ho detto tante volte al giudice in questura. Il problema è capire che cosa se è capace di intendere di volere oppure se diciamo non lo è, io questo non lo posso dire, però dai messaggi ragazzi che arrivano
io non credo che una persona, diciamo, normale mi scriva dei messaggi così. Addirittura ieri ha fatto un messaggio dove ci dava un oroclavogostro, una cosa per fare tipo una lobotomia, quindi diciamo parole proprio che non so dove le va a prendere la verità, sapevo che cos'era, quindi perché siccome su YouTube faccio tanti articoli, quindi so tante cose, fortunatamente sapevo che cosa era quell'aggeggio. Quindi io vorrei sapere questa persona dove va a trovare tutte queste parole, tutte queste cose, quindi dico personalmente, secondo me è da pigliare, prenderla, portarla in un luogo e visitarla e vedere come sta questa persona. Perché, ripeto, come può essere pericolosa per me, può essere pericolosa ovunque, diciamo. Se poi si limita solo a scrivere solo, allora questo io non lo so, ragazzi, però come si dice, fidarsi è bene, ma non fidarsi è sempre meglio. Quindi io non so adesso se lo fa di proposito per farmi mettere paura, oppure è capace di venire o di non venire, quindi non possiamo stare col dubbio. Quindi va assolutamente presa subito, fatta vedere come sta mentalmente, la signora è in grado di intendere e di volere, se invece lo fa di proposito, anche perché quelli sanno se uno finge oppure no, quindi può dire che cosa vuoi. L'ultimo messaggio era proprio, sì, sì, pericolosissimo, quindi vediamo che succede. Abbiamo fatto, diciamo, questo articolo sul giornale. Adesso vediamo che cosa succederà. L'avvocato è andato sul tribunale stamattina, quindi vediamo che succede. Quindi diciamo che il messaggio è stato ricevuto in tutta Salerno, quindi adesso immagino già che in questura e sul tribunale comunque ci sia un po' di casino, perché giustamente chi sta sopra a tutti dice guarda che figura che facciamo, stiamo sui giornali che non facciamo nulla, quindi penso che adesso si devono muovere, cosa che non hanno fatto fino adesso. Quindi penso che chi adesso sta lì dice guarda qui dove stiamo. Quindi giustamente, ma io ho ragione, io è un anno e mezzo che sto facendo tribunale, questura, questura, tribunale, nessuno mi riesce a risolvere il fatto. Ma io gliel'ho detto, Massimo, ho detto voi non mi tutelate, ho detto. Voi non tutelate nessuno, ho detto. Io vengo qua, dice ma tu vieni qua ogni 20 giorni. Ma io che devo fare? Se quella tutte le notti mi fa quintali e quintali di messaggi, io che devo fare? Dovrei venire tutti i giorni, ho detto come sta la situazione io. Dovrei venire tutti i giorni. Non lo faccio perché accumulo tutto quello che lei mi manda e poi vengo una sola volta, quindi vado una volta al mese a portare tutti i messaggi, quindi non è che io tutti i giorni vado lì e gli dico voglio esporre una denuncia, no, dopo un mese che ho tipo 300 messaggi e 1000 chiamate, io dico guardate questo mese è andata così, che cosa vogliamo fare? E quelli ti protocollano tutti i messaggi e tutte le chiamate. Ma posso fare ogni mese una denuncia, ragazzi? Quando ieri ho mandato tutte le denunce al giornale, ho detto, ma possibile? È possibile, sì. Che devo fare? Io ho perso il conto delle denunce che ho fatto, ma che devo fare più di questo? Vabbè, ragazzi, vi saluto a tutti, ragazzi, sperando che stavolta sia l'ultima volta, quindi un ringraziamento come sempre, ho detto ragazzi, lo faccio al giornale che mi ha aiutato in questa storia, quindi un ringraziamento, lo ripeto ancora per l'ennesima volta, a Tommaso D'Angelo e allo giornalista Erika Noschese, un ringraziamento di vero cuore per avermi aiutato in questa situazione che spero si possa risolvere nel più breve tempo possibile. Quindi vediamo adesso la situazione come si metterà e
Vabbè, avvocati, ma a te è normale che qua c'entrate voi. Io devo ringraziare perché si sono messi a disposizione questi del giornale. A voi non c'è bisogno che ve lo dico, quindi lo sapete già. Devo ringraziare questi due, il direttore e la giornalista. Quindi io l'avevo promesso che glielo facevo i ringraziamenti e difatti gli ho detto farò un video dove io vi ringrazierò e quindi l'ho fatto, quindi vi ringrazio e ci sentiamo ragazzi, buon appetito a tutti e ci sentiamo più tardi per i video come al solito.